Il primo passo sicuramente è la prevenzione, fare il possibile perché gli animali non si avvicinino ai centri abitati, evitando di lasciare spazzatura o altro potenziale cibo alla loro portata, oppure installando cassonetti adeguati. Per limitare la presenza di cinghiali nei pressi dei centri abitati, alcune amministrazioni stanno adottando anche misure più mirate. Casalza Ligure, che ha un territorio molto esteso e ampie aree boschive, ha nel tempo avuto molte notizie di avvistamenti di animali selvatici vicino alle case. Stiamo facendo in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia, con gli enti competenti, città metropolitane e regione, degli interventi mirati che voglio dire perché su questi argomenti ci sono sempre un po' di polemiche. Non è che andiamo a eliminare e fare un abbattimento generalizzato delle presenze degli animali, ma andiamo a cercare di spostarli dove devono stare, che sono nei boschi, perché all'interno del centro abitato non devono esserci. La proliferazione di cinghiali è anche legata alla diffusione della peste suina africana, virus presente in Liguria dal dicembre 2021, con nuovi casi rilevati ogni settimana. Casazza al momento è uno dei comuni in cui non sono ancora state trovate carcasse infette, nonostante il numero abbastanza elevato di esemplari. Il sindaco di Casazza Ligure, Giovanni Stagnaro, ribadisce alcune raccomandazioni. Il messaggio che mando è proprio questo, di cercare di evitare il foraggiamento di questi animali, perché non gli serve, cioè l'animale deve stare nel suo habitat naturale che è il bosco, per cui non foraggiarli nel centro abitato e per quanto possibile da parte nostra portarli verso il proprio habitat. Perché ripeto, abbiamo avuto anche delle aggressioni anche a delle famiglie con dei bambini, che poi fortunatamente sono risultate non gravi, però sono sempre animali selvatici, quindi vanno trattati come è giusto che sia.